yoga della risata. Mi è piaciuto tanto perché mi sono tantissimo rilassata e ho imparato tantissime cose e credo che lo farò anche a casa. Abbiamo riso tanto con il leone che rideva quando guardava qualcuno, dopo anche quello là che se toccava la pancia facciamo Mi è piaciuto perché ridevo. Io rido sempre in classe, faccio sempre ridere tutti a classe e mi dicono che sono la più divertente. Lo yoga della risata nelle scuole è una pratica molto interessante perché abbina la capacità di ridere, che nei bambini è sicuramente più naturale che negli adulti, attraverso degli esercizi, quindi non ridere a caso, ma ridere con degli esercizi strutturati, con un inizio e una fine, e poi gli permette di giocare e stare insieme in modalità più libere. Questa esperienza mi è piaciuta tanto, quando facevamo così. Oh, oh, ha, ha, oh, oh. Poi mi è piaciuto perché ci distendevamo, tipo pensavamo al prato, tutti con gli uccellini, soffiavamo le nuvole, era bellissimo. Mi è piaciuto fare lo yoga della risata, è stato molto bello, mi ha aiutato a trovare la pace interiore e anche a fare il silenzio, anche se io non ero molto abituato. Crediamo che in realtà lo yoga ai bambini faccia molto bene e siamo stati felici di avere questa proposta, anche perché lo yoga della risata è anche una cosa diversa, un po' alternativa, ed è un modo divertente anche per far riflettere i bambini sull'importanza della giusta respirazione, di fare tante cose che magari sono naturali però nel modo giusto per avere dei più benefici, ecco. Tipo per rilassarsi, questa cosa puoi farla quando sei arrabbiato, ti puoi calmare. È sempre interessante osservare come i bambini colgano da questa pratica davvero delle grandi risorse. Lo yoga della risata mette subito in risalto i bisogni dei bambini, il bisogno di sfogarsi. Oggi abbiamo fatto alcune risate, esercizi di risate incondizionate, e la cosa che mi colpisce di più è che a loro piace molto quelle in cui sono liberi di fare davvero e scatenarsi. Mi è piaciuto e la roba che mi è piaciuta di più è quando abbiamo fatto la cosa che ci siamo rilassati. Abbiamo fatto il canguro che proprio rideva. Mi è piaciuto rilassarmi con i miei compagni e pensare a cose positive. Mi sono fatto 2 o 3 risate, era da molto che non facevo. E è stato bello vederlo fare dai bambini perché si sono divertiti e hanno anche usato anche il resto del loro corpo in questo laboratorio, e quindi erano proprio partecipi. Devo dire che l'esperienza è stata un'esperienza molto, molto bella, diversa dalle solite, che consiglio perché i bambini riescono a divertirsi, a rilassarsi e si possono cogliere anche quelle che sono le eventuali difficoltà. E poi come imparino a capire che ci sono modi diversi di respirare e la risata può aiutarli davvero a rilassarsi, a gestire tutte le loro piccole situazioni della vita in maniera più rilassata. Credo davvero che la pratica della risata incondizionata possa aiutare i bambini e gli insegnanti a ritrovare un punto di incontro nella giocosità, nella semplicità, nella naturalezza di un clima sereno che poi possa essere di aiuto all'apprendimento, qualsiasi esso sia. Buon pomeriggio a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, giornate per l'educazione.
organizzata dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IEM Servizi e in collaborazione con molte istituzioni che hanno patrocinato questo festival. Le ricordiamo, sono la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un ringraziamento va anche alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e ai moltissimi media partner che ci hanno aiutato a promuoverla in tutta Italia. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo in diretta web dalle pagine Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo il pubblico che sempre più numeroso ci sta seguendo da tutta Italia. Questa mattina abbiamo avuto anche dei collegamenti con delle scuole di Foggia e di altre parti d'Italia che salutiamo. Invitiamo tutti voi a condividere le nostre dirette sui vostri canali, sulle vostre pagine e vi ringraziamo per questo supporto. Come ormai sapete, il titolo che abbiamo dato al nostro Festival Educhiamoci per quest'anno è Che gioia. Abbiamo riflettuto a fondo sul fatto che la gioia vada veramente cercata, scoperta o riscoperta nella vita di ciascuno di noi, educatori, ma anche bambini e ragazzi, e quindi ci stiamo interrogando sulla scorta dell'anno scorso insieme a eminenti personalità del mondo scientifico, della psicologia, dell'educazione, della scuola e di molto altro, sul valore della gioia in educazione e anche su come l'assenza di gioia possa compromettere l'esistenza delle persone fin dalle fasce giovanili, l'abbiamo visto con molti dei nostri ospiti. Il nostro scopo è quindi quello, coerentemente con il nome del nostro festival Educhiamoci, di diventare educatori migliori per il bene delle nostre bambine, dei nostri bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Avrete certamente potuto vedere il materiale promozionale, altrimenti vi ricordiamo che potete trovare tutto, compreso il programma da scaricare sul nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it, dove potete anche trovare diverse rubriche, comprese quelle che dedichiamo ai giovani e giovanissimi, anche ai bambini piccoli, alla sera. Gli nostri incontri sono tutti gratuiti, li potete anche condividere sui vostri social, contribuendo quindi alla diffusione di questa iniziativa che vuole essere appunto un'occasione di cultura educativa. Prima di presentarvi l'incontro di oggi, passo la parola ad Antonella Uliana, che è venuta a trovarci qui in studio, assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto. Benvenuta Antonella e grazie per il suo intervento. Grazie a voi, a me fa oggi particolarmente piacere di essere qui per un tema così bello come quello dello yoga della risata, e soprattutto dopo aver visto questo video con questi meravigliosi bambini tutti felici. Sì, dobbiamo effettivamente educare alla gioia, e credo che queste giornate per l'educazione ci stiano dando numerosi suggerimenti in questo senso. Ma so che i collegamenti sono numerosi da varie parti dell'Italia, oggi anche il collegamento oltreoceano, e quindi desidero ricordare come la nostra città, la città di Vittorio Veneto, sia una città ricordata universalmente perché qui è finita la Prima Guerra Mondiale, ma è città d'arte e di cultura, abbiamo ben 10 musei, è città anche della musica perché abbiamo dato i natali a Lorenzo da Ponte e nel suo nome abbiamo importanti rassegne musicali e concerti, e un'attenzione particolare che anche nelle nostre scuole si dà a questo linguaggio, che è appunto il linguaggio della musica. Quindi grazie a tutti voi collegati, ai presenti, e buon ascolto. Grazie quindi all'assessore Antonella Uliana, grazie mille. Ed entriamo nell'incontro di oggi che, come avete visto e come l'assessore ha giustamente sottolineato, è stato anticipato dal video documentario di un'esperienza che abbiamo realizzato la settimana scorsa con alcune scuole di Vittorio Veneto, con i bambini e con i ragazzi, appunto un'esperienza di yoga della risata. Trovate alla sera la rubrica nel nostro festival, la rubrica Esperienze, che racconta appunto i laboratori che abbiamo realizzato la settimana precedente alla presente, quindi a quella del festival. L'incontro di oggi si intitola Ridi con il corpo e la tua mente lo seguirà.
un titolo che comprenderemo a fondo durante questo incontro e che testimonia la rivoluzione copernicana di questa pratica dello yoga della risata, della quale ci parlerà niente meno che il fondatore che a breve presenterò. La rivoluzione copernicana dello yoga della risata verrà quindi spiegata dal medico che l'ha inventata e l'ha diffusa in tutto il mondo. Si tratta letteralmente di un metodo rivoluzionario per diffondere il benessere, è un'invenzione semplice ma altrettanto geniale che ha contagiato i 5 continenti e produce effetti straordinari sulla salute fisica, mentale e relazionale. Viene sperimentata da migliaia di persone ed è riconosciuta ampiamente dalla scienza, non a caso è stata inventata da un medico, ed è una dimostrazione concreta del fatto che la positività non dipende necessariamente da fattori esterni, ma abita dentro di noi e attende solo di essere risvegliata e riattivata. Per questo abbiamo con noi, e lo vedete già in collegamento, da Mumbai, quindi dall'India, il dottor Madan Kataria con la sua consorte, che salutiamo e ringraziamo veramente per essere qui con noi. È una gioia immensa avere una persona davvero illuminata che ha diffuso la gioia e il benessere in tutto il mondo letteralmente. È presidente e fondatore di Laughter Yoga International, che conta migliaia di club in più di 130 paesi del mondo. Dal 1995 Madan Kataria insegna lo yoga della risata per contrastare lo stress e raggiungere la pace. Ha istituito infatti il World Laughter Day, la prima domenica di maggio di ogni anno, che viene celebrato in tutto il mondo, e utilizza questo metodo, questa pratica in ospedali, case di cura, aziende, carceri, in molti altri contesti, in particolare quelli ad alto impatto di stress, con degli esiti veramente significativi. È impegnato in numerosi progetti sociali, è autore di moltissime pubblicazioni, conduce workshop e seminari in tutto il mondo, ha pubblicato sulle più importanti riviste internazionali, il Time Magazine, National Geographic, il Wall Street Journal, Los Angeles Times, Daily Telegraph, e compare sulle più importanti reti televisive nazionali. Non le cito tutte perché veramente dovremmo citare tutte le televisioni nazionali, RAI compresa naturalmente. È consulente di varie aziende multinazionali e porta avanti questa pratica che sta dando dei risultati straordinari. Ci ha già salutati, quindi passo a salutare la nostra seconda ospite, che è Laura Toffolo, che è stata la prima master trainer e ambassador italiana del yoga della risata, titoli che ha conseguito direttamente dal dottor Kataria. Dal 2003 si dedica alla diffusione dello yoga della risata in Italia, dove ha formato centinaia di leader e teacher e tenuto altrettanti workshop e conferenze, ispirando quindi la nascita della maggior parte dei club dello yoga della risata in Italia, che sono appunto i luoghi di aggregazione dove si pratica lo yoga della risata. Laura Toffolo collabora con importanti organizzazioni e aziende, partecipa a numerosi programmi televisivi e radiofonici e pubblica libri sullo yoga della risata per la casa editrice La Meridiana. Benvenuta Laura! Grazie per essere qui con noi, è collegata da Roma. Citiamo la presenza, di cui siamo veramente grati, anche di Giorgia Vigevano, che è collegata con noi invece da Genova e che è a sua volta teacher e ambasciatrice dello yoga della risata nel mondo e che oggi ha anche un ruolo che ci è molto utile perché sarà la traduttrice di Madan Kataria durante questo incontro. Benvenuta Giorgia e grazie di essere qui. Prima di passare la parola ai nostri ospiti, vi ricordiamo che potete interagire con loro e con noi commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che ora vedete comparire in sovraimpressione, che è il 370 3186 802. Quindi veramente vi invitiamo a commentare perché poi i vostri commenti contribuiranno ad alimentare questo scambio. Bene, detto questo, quindi possiamo iniziare il nostro incontro internazionale, perché come diceva l'assessore abbiamo realizzato questo quadrilatero tra Vittorio Veneto, Mumbai in India e Genova e infine Roma, e quindi passo la parola a Laura Toffolo, grazie per essere con noi e per iniziare questo incontro. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, io sicuramente posso esservi di aiuto nel raccontare la mia esperienza italiana e in parte anche mondiale, ma prima di fare tutto questo va il mio più grande ringraziamento per tutta la vita
al dottor Madan Kataria e a Maduri, la sua meravigliosa consorte, perché veramente hanno contribuito a rendere la mia vita migliore e stanno contribuendo a rendere la vita migliore di tanta gente in tutto il mondo. Grazie, grazie. Grazie. Thank you, thank you. Allora, noi in Italia, quanti siamo che facciamo yoga della risata? Non c'è un vero e proprio censimento, nel senso che c'è stato un momento che ci siamo contati come club della risata e appartenenti ai club, persone che avevano fatto i corsi base, avanzati, eccetera, sicuramente qualche migliaio. Purtroppo la pandemia non ci è stata utile dal punto di vista della continuità dei club della risata in presenza, e quindi sicuramente qualche club, anzi parecchi club si sono chiusi, diciamo, in presenza, ma se ne sono aperti tanti online. E anzi ci è stata data una nuova opportunità per collegarci online proprio da tutte le parti d'Italia e forse anche dall'estero in alcuni casi, e quindi fare questi gruppi nuovi, no? Per ridere. E mentre prima noi ci incontravamo magari una volta a settimana, così in presenza, con l'online ci incontriamo tutti i giorni, quindi anche più volte al giorno, e questo è stato un grande regalo che ci ha fatto anche, diciamo, una situazione che poteva essere considerata terribile. Abbiamo trovato il bello, diciamo, o sicuramente abbiamo trovato un modo di contrastarla. E qui faccio un piccolo inciso dicendo questo, che oggi ho sentito purtroppo una notizia ferale dai media in cui parla di suicidi, dell'aumento veramente altissimo dei suicidi fra i giovanissimi, proprio dovuto a questi 3 anni di pandemia. E allora quale modo migliore di contrastarlo diffondendo pratiche come questa e proprio riprendendo diciamo, i ragazzi che si sono disabituati a fare questa vita comune, magari anche facendo questi incontri online con loro, eccetera, eccetera. Questa è un'idea che stiamo portando avanti anche. Cosa facciamo in questi incontri? In questi incontri noi facciamo lo yoga della risata, ma facciamo anche tante altre cose che sono derivate dallo yoga della risata. Per esempio c'è chi si è inventato una ginnastica ridente, chi si è inventato le risate per imparare l'inglese e così via. Chi si è inventato l'arte con lo yoga della risata, la kush art, e quindi facciamo un po' tutte queste cose ed è veramente un arricchimento. Ecco perché da 3 anni qua abbiamo chiamato anche questa esperienza yoga della risata e oltre, come c'è scritto qui dietro di me. Allora, io devo dire che il discorso con le scuole, con gli studenti, per noi, almeno io ho cominciato nel 2003, se avete capito, nel 1995 è nato lo yoga della risata ed io ho avuto l'intuizione ma anche la fortuna di poterlo cominciare a Roma nel 2003, quindi dopo solo 8 anni. E già dal 2005 uno dei miei allievi che insegnava inglese ha cominciato a insegnare inglese con lo yoga della risata, quindi voi capite che dal 2005 noi portiamo yoga della risata nelle scuole, no? Almeno per insegnare l'inglese, o perlomeno anche agli insegnanti, per abituarli ad insegnare una lingua facendo uso dello yoga della risata. Questo appunto, ripeto, nel 2003, anzi 2005, poi nel 2010 circa hanno cominciato a far parte dei nostri corsi alcuni insegnanti. Fra questi insegnanti, una fra tutte, la persona che aveva portato l'inglese si chiama Danny Singh, che è un nostro ambassador. Invece la persona che ha cominciato a fare dei progetti con lo yoga della risata nella scuola si chiama Lucia Suriano, che ha scritto anche dei libri sulla felicità a scuola e così via. E addirittura nel 2013 in Italia è stato promosso il primo convegno per la scuola a Catania. Noi qui siamo a Vittorio Veneto, il primo convegno è stato a Catania, quindi proprio tutta l'Italia, no? Stiamo coinvolgendo. E questo convegno hanno partecipato ben 500 insegnanti
è stato promosso dalla dottoressa Angela Maria Rapicavoli, che faceva parte del provveditorato in Sicilia, ed è stato veramente un grande successo. Da allora le iniziative si sono susseguite, tanti insegnanti hanno cominciato a far parte del nostro contesto, diciamo, di yoga della risata, per diffondere il yoga della risata non solo fra gli studenti, ma anche fra i loro colleghi, tanto che da 3 anni a questa parte abbiamo avuto la fortuna di vedere approvati i nostri progetti per insegnare appunto un corso leader, per poter certificare come leader di yoga della risata anche i docenti di ogni ordine e grado, tramite appunto l'approvazione del nostro progetto nella piattaforma Sofia del Ministero della Pubblica Istruzione, Ricerca, Università e Ricerca. Allora, diciamo grandi passi, ma tutti quelli che l'hanno provato, ecco, esperienze fatte, che cosa ci dicono? Allora, la maggior parte degli insegnanti che porta lo yoga della risata o che ha portato lo yoga della risata nella scuola ha avuto dei risultati veramente molto interessanti, e soprattutto nel discorso dell'abbattimento dello stress, anche della timidezza, quindi aumento dell'autostima, soprattutto da parte dei ragazzi, no? Che magari si sentono presi, no? Dalla paura dell'interrogazione, della lezione, eccetera, e invece facendo una sessione di yoga della risata abbassano proprio, diciamo, queste paure e anche le difese, no? In qualche modo. E poi anche una cosa molto importante, che crea questo spirito di gruppo e può aumentare anche la creatività, e il che non è male, la capacità di concentrazione. Questo con i ragazzi, ma anche chiaramente di supporto agli insegnanti, e questo lo sappiamo benissimo, perché è abbiamo avuto un periodo veramente difficile, appunto anche con questa DAD, con questa didattica a distanza, quindi trasformare queste sessioni di didattica a distanza anche in sessioni di yoga della risata online, e qualche insegnante l'ha fatto, ha avuto veramente dei risultati ottimi, proprio per alleggerire il clima che noi stavamo dicendo, e per in qualche modo colorire quello che poteva essere un clima molto pesante, no? Che stavamo vivendo. Allora, la cosa fondamentale comunque è credere fortissimamente che questo discorso che noi stiamo portando ai giovani e nelle scuole è alla base della società, perché se noi miglioriamo il clima nelle scuole, miglioriamo la società tutta, perché dalla scuola poi si forma la nuova società, la nuova coscienza, no? E quindi credere che anche l'apprendimento si può fare con una visione più leggera della vita. Lo sappiamo tutti, quando eravamo molto piccoli, che magari andavamo alla scuola d'infanzia e anche prima di andare, come abbiamo appreso quello che noi abbiamo appreso più facilmente? Giocando. E lo yoga della risata ci porta a fare, diciamo, della nostra vita un gioco, ma un gioco molto serio, perché ridere è una cosa molto seria, e quindi aumenta le nostre capacità di apprendere qualsiasi cosa. Un'unica esperienza poi dal punto di vista appunto delle situazioni difficili che mi sento di dire, siccome noi parliamo di situazioni fra virgolette normali di ragazzi o di persone che vivono in famiglia, ma ci sono anche dei contesti in cui ci sono dei ragazzi che seguono un percorso di rieducazione, e in questo senso abbiamo avuto delle esperienze tramite il nostro vicepresidente Rodolfo Matto, che ha avuto un progetto per collaborare con il carcere minorile di Nisida. E in questo carcere lui ha portato lo yoga della risata. C'è un episodio che lui ci racconta in cui dice che uno dei ragazzi si rifiutava di partecipare agli incontri, quando un giorno poi ha deciso di farlo. E dopo continuava a farlo perché si trovava bene. Allora, quando Rodolfo ha chiesto a questo ragazzo
ma allora ti sei convinto perché adesso partecipi e prima non lo facevi? Dice, io mi sono accorto di una cosa, mi ha detto questo ragazzo, che per me quest'ora è l'unica occasione che ho per evadere e quindi vengo volentieri. E quindi penso che questo episodio valga più di qualsiasi altro discorso, no? Questo molto bello, no? Allora, io mi sono tenuta nel tempo che mi hanno detto, ma visto che sono in questo collegamento ancora, porto avanti molto più. Pronto? Eccomi. Ti stavamo seguendo, ma puoi aggiungere qualcosa prima di passare la parola perfetto. a Madame Cattari, se hai ancora qualche minuto. Ok, allora, dal mio punto di vista, la mia esperienza personale. Allora, con i bambini piccolissimi, una cosa meravigliosa, però una volta una mia allieva, che faceva parte di una scuola americana, l'ha portato a dei bambini di 3-4 anni, ma non sapendo gestirli poi praticamente si erano talmente liberati che non riusciva più a riprendere la classe, cioè era il massimo dell'anarchia. Allora anche in questo bisognerebbe, questo è un consiglio che do, per chi affronta delle classi molto piccole, eccetera, coinvolgerli, ma non farli scalmanare molto, perché altrimenti la situazione potrebbe non essere ripresa. L'altra cosa che volevo dire è che c'è stata una delle nostre esponenti che ha inventato pure un metodo che si chiama cultura del buon umore, dove porta i ragazzi con la risata a riscoprire, i ragazzi di tutte le età, da infantile in poi, a riscoprire il proprio talento, anzi i propri talenti, perché ognuno di noi ha più talenti e tramite proprio questa riscoperta dei propri talenti uno rende la sua vita sicuramente migliore, perché contatta proprio la propria essenza e quello per cui è nato, no? Lo scopo per cui sta in questo mondo. E questo anche tramite esercizi con la risata, con lo yoga della risata. E poi invece per quanto mi riguarda mi hanno invitato anche più volte a fare delle sessioni di yoga della risata gratuitamente. Chiaramente io sono andata spesso anche offrendo queste cose nei licei o nelle scuole superiori dove c'era un'occupazione in corso. Voi sapete, per chi ha figli, ma anche chi non li ha, insomma è una cosa risaputa, che quando ci sono occupazioni delle scuole i ragazzi autogestiscono delle lezioni invitando più o meno persone o facendo loro le stesse lezioni. E in 2 o 3 occasioni io sono stata invitata a tenere delle lezioni di yoga della risata, ma anche di inglese tramite lo yoga della risata con il mio collega Danny Singh. E veramente con grande successo, perché l'età più difficile in assoluto in cui noi possiamo diffondere lo yoga della risata rimane sempre, in tutto l'arco della vita, l'adolescenza. E l'adolescenza è l'età più difficile, penso, in assoluto. C'è chi l'ha definita il medioevo della vita, forse non è sbagliato, no? Perché è proprio un'età buia, no? Dove noi, come si dice, non siamo né carne né pesce, non sappiamo che cosa vogliamo, mettiamo in discussione tutto, ci sentiamo piccoli ma ci sentiamo grandi. È una grande confusione, come dicono i tedeschi, un grande Sturm und Drang. E quindi nell'adolescenza la cosa migliore per portare lo yoga della risata è dargli una motivazione. Ti serve? Ti serve per imparare meglio l'inglese. Questo volevo finire di dire. Grazie. Grazie. Grazie mille a te, Laura. Credo che tu abbia fatto anche venire un po' di curiosità alle persone che ci stanno ascoltando. Chiaramente possono approfondire il tema consultando la tua associazione. Ora passiamo la parola al dottor Cataria con l'aiuto di Giorgia Vigevano. Dottor Cataria, a lei la linea per il suo intervento. Intanto vi ricordiamo che questa sera alle ore 20 potrete rivedere
il piccolo video documentario che avete visto in apertura di questo incontro, dove appunto c'è una testimonianza dell'esperienza che abbiamo fatto con i bambini di Vittorio Veneto, molto simili a quelle che appunto Laura stava raccontando adesso. Ecco, abbiamo il collegamento e quindi a voi la parola, dottor Cataria, a lei per un primo libero intervento e poi le rivolgeremo alcune domande che stanno già arrivando dalla rete. Namaste, buonasera, ciao a tutti. My name is Dr. Madan Kataria. I'm a medical doctor and founder of Laughter Yoga. Io sono Madan Kataria, il dottor Madan Kataria, un medico e fondatore dello yoga della risata. For centuries, people knew that laughter is the best medicine. Sono centinaia di anni che la gente sa che la risata è la migliore medicina. Over the last 40-50 years, a lot of scientific research has taken place that laughter really has scientifically proven benefits. E negli ultimi 40-50 anni sono state molte le ricerche scientifiche fatte appunto per testimoniare come la risata sia la migliore medicina. Where is laughter? Who is laughing these days? Dov'è la risata? Chi è che ride di questi tempi? So in 1995, when I was writing an article for a health magazine on laughter, the best medicine, so I was amazed that such a beautiful medicine, so many benefits, nobody's laughing. E nel 1995 stavo scrivendo un articolo per una rivista di medicina e lo stavo scrivendo proprio sulla risata come la migliore medicina e mi chiedevo, ma comunque chi è che ride? Nessuno ride. So I decided to start a laughter club. E così ho deciso di cominciare un club della risata. So we were 5 people, my wife and myself and 3 more people. We started the first laughter club by telling jokes. E così eravamo in 5. C'ero io, c'era mia moglie e altre 3 persone e abbiamo cominciato questo club della risata raccontando delle barzellette. So people loved it and every day more and more people joined us. In 1 week we were 55 people in the laughter club. E eravamo in un parco e quindi sempre più persone si aggiungevano a noi, finché in una settimana siamo arrivati a 55 persone che si univano a noi. But after about 10 days we ran out of good jokes. Ma dopo circa 10 giorni non avevamo più barzellette da raccontare. So most of the jokes were negative jokes, hurting jokes, then came vulgar and sexy jokes and people didn't like it. E dopo un po' sono cominciate le barzellette sporche, le barzellette politicamente scorrette e quindi insomma le persone non erano più contente di questo. And people asked me to stop this laughter club. I said, no, don't stop. Just give me 1 day. I will find some breakthrough technology how to laugh without jokes. E così mi hanno chiesto di interrompere il club della risata, ma io ho risposto: lasciatemi una giornata di tempo per capire come possiamo ridere senza l'aiuto delle barzellette. So I read about a research which said that even if you act like a happy person, your body, your brain doesn't know the difference between you are acting or you're really happy. E quindi ho letto in una ricerca scientifica che il nostro corpo, il nostro cervello, anche se noi facciamo finta di ridere, in realtà poi reagisce come se la risata fosse vera. So based on this scientific research, I thought we can make laughter as an exercise. Quindi basandomi su questa ricerca scientifica ho pensato di creare la risata come un esercizio. So I asked people, my laughter club member, to stand in a group
And we started laughing for fake. I said, fake it until you make it. E quindi ho chiesto alle persone che facevano parte di questo club della risata di cominciare a ridere per finta, finché questa finzione diventa realtà. So everybody started laughing for fake in the beginning and doing ha 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 ha. Ho, 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 ho. And within 30 seconds, everybody looking at each other started laughing for real. They couldn't stop laughing. E quindi hanno cominciato tutti a ridere, diciamo per finta, no? Oh, oh, hi, hi, ha, ha, ma dopo pochi minuti, guardandosi gli uni con gli altri, hanno cominciato a ridere per davvero, non era più una finzione. And this was my greatest discovery, that if you want to laugh, laugh in a group and look at each other, you don't need anything to laugh. Just laughter alone is sufficient. E questa è stata la più grande scoperta, che stando in gruppo e guardandosi gli uni con gli altri, non c'è bisogno di niente, basta guardarsi negli occhi e cominciare a ridere. And I felt so much of relief. We don't need anything. Just laughter alone is sufficient. E quindi ero così sollevato, non c'era bisogno di nulla, no? La risata da sé era sufficiente. Second important thing we discovered with laughter yoga was that laughter, according to the yogic philosophy, laughing is like a breathing exercise. When you are laughing, you are exhaling and getting rid of carbon dioxide from your lungs. L'altra seconda importante scoperta è che, appunto, secondo lo yoga, quando si ride, praticamente si espira, quindi praticamente si elimina tutta la nostra anidride carbonica dal corpo per riossigenarsi. So we thought it's a beautiful combination. You breathe and laugh. E quindi questo è un ottimo connubio. Quindi respirare e ridere. So I'll show you. Adesso ve lo mostro. Put your hands like this, everybody. Mettiamo tutti le mani così. Respiro. Facciamo un bel respiro. And ridere. E si ride. So easy, so simple. È così facile e così semplice. And especially when you are laughing in a group, it really gets converted into real and genuine laughter by just looking at each other. E specialmente quando si ride in gruppo, diventa subito una risata vera, genuina, e non più una risata, diciamo, indotta. And then after that, we found that if you want to laugh for real, you laugh like children. E dopo di questo abbiamo scoperto che se si vuole ridere davvero, bisogna ridere come bambini. So laughter yoga is laughing as an exercise, combining with breathing and then playing like children. Quindi lo yoga della risata è una risata come esercizio, combinata con il respiro e combinata con il giocare come i bambini. And in nutshell, I just want to describe laughter yoga is art of laughing and science of breathing. E quindi diciamo che in nuce, no? Lo yoga della risata è proprio l'arte di ridere e la scienza di respirare. And why we need to laugh for no reason? Because we don't have many reasons in our life which makes us laugh. So if you want to laugh forever, just laugh for no reason. Perché dobbiamo ridere senza motivo? È perché nella vita spesso non c'è motivo per ridere. Se aspettiamo un motivo per ridere non ridiamo mai e quindi ridiamo senza motivo. And regarding the health, the most important part of your health is oxygen.
E per quanto riguarda la salute, la parte più importante per la nostra salute è proprio l'ossigeno, ossigenarsi. So the yogic philosophy taught us that if you want to get more oxygen, you exhale longer. La filosofia dello yoga insegna proprio che se si vuole inalare più ossigeno, bisogna espirare molto più a lungo, quindi svuotare i polmoni. What do we do when we laugh? We exhale. E cosa facciamo quando noi ridiamo? Espiriamo. Simple. Laugh a little bit longer, you get more oxygen. È molto semplice, si ride più a lungo, quindi si espira più a lungo, quindi si può immettere più ossigeno nei polmoni. And when we started laughter yoga in 1995, it spread like a wildfire all over the world. And now at present, it is in more than 120 countries. E quando abbiamo cominciato lo yoga della risata nel 1995, si è diffuso veramente come un fuoco ardente in tutto il mondo e adesso è presente in più di 120 paesi del mondo. And all over the world, most of the universities have done some research studies on laughter yoga, and now we have more than 150, 200 research papers on laughter yoga. In tutto il mondo parecchie università hanno fatto delle ricerche scientifiche sullo yoga della risata e ora abbiamo fra le 150 e le 200 ricerche accreditate scientifiche universitarie sullo yoga della risata. Why laughter yoga is spread so fast? Because people are getting so many health benefits from it. E perché lo yoga della risata si è diffuso così velocemente? Perché le persone hanno ricevuto dei benefici nella loro salute, questa è la cosa più importante. The most important benefit of laughter yoga is stress reduction. E la cosa più importante dello yoga della risata è proprio la riduzione dello stress. Laughter yoga is the quickest way to reduce physical, mental, emotional stress, all in one time. E lo yoga della risata è proprio la maniera più veloce per ridurre lo stress fisico, mentale e emozionale. And you can feel the benefits from the very first session. You laugh and you are stress-free. E si possono sentire i benefici sin dalla prima sessione, perché si cominciano immediatamente a sentire questo rilascio delle emozioni. Second, if stress level goes down, your immune system goes up. Secondo fattore, quando lo stress si riduce, si alza e lì il nostro sistema immunitario si rafforza. So we found in all over the world, people who are laughing every day, they don't fall sick, they don't catch cold. In my own personal case, I'm laughing for the last 27 years and I didn't get much cold cough. So my immunity is so strong. E ci sono persone, ci sono club che ridono proprio tutti i giorni e in questa maniera il loro sistema immunitario si è molto rafforzato e si vede proprio dal fatto che è difficile che prendano il raffreddore, che prendano la tosse. E il dottor Madan Kataria stesso, che ride da 27 anni, lo può dimostrare per la propria esperienza. So to get all these benefits, one must laugh at least for 10 to 15 minutes. It should be a sustained laughter. You cannot rely on natural laughter. Natural laughter is very little, 2 seconds, 3 seconds, coming from comedy jokes is not good enough to give you the benefits. I benefici dello yoga della risata si sentono proprio perché si ride continuativamente dai 10 ai 15 minuti. Quando invece si ride perché si vede
un film comico o si ascolta una barzelletta, la risata è molto breve e si interrompe subito, quindi non si possono avere tutti i benefici che invece si hanno nello yoga della risata, che è continuativo. And also, if you are looking for something to make you laugh, we don't have many reasons which makes us laugh. So it's better to laugh without any reason. E se poi andiamo a cercare un motivo per ridere, non se ne trovano molti in giro, per cui è meglio che cominciamo a ridere da subito, senza motivo. And we found in scientific research that laughter reduces stress hormone cortisol, goes down. E abbiamo visto anche dagli studi scientifici che la risata riduce proprio il cortisolo, che è l'ormone dello stress. And also the systolic, diastolic blood pressure also comes down because blood pressure is stress. So when you're laughing, it brings down your blood pressure. Anche studi hanno dimostrato che diminuisce la pressione sanguigna, perché ovviamente anche questa si può alzare a causa dello stress e quindi poi viene riportata alla normalità. And not only laughter yoga help us in good times, it also keep your mind positive even during challenging times, hard times. E lo yoga della risata non ci aiuta solamente quando tutto va bene, ma soprattutto quando si presentano le difficoltà, quando si presentano i problemi, perché ci aiuta a mantenerci positivi in questi periodi difficili. And depression, number one sickness in the world. And when people laugh, you can't get depressed. La depressione è la prima malattia al mondo, ma quando si ride non si può essere depressi. And also cancer, millions of people are dying of cancer. So laughter yoga is a very good exercise for cancer patients. They can live longer. E anche il cancro sappiamo che è la malattia del nostro tempo. Lo yoga della risata viene proprio usato anche per i malati di cancro, possono vivere più a lungo. Laughter yoga is very good for senior, older people. They don't laugh much, so they can do laughter as an exercise and prevent dementia, Alzheimer's. Lo yoga della risata è ottimo proprio per gli anziani che non hanno molte occasioni di ridere. Questo li aiuta anche a livello mentale a prevenire la demenza senile e l'Alzheimer. Also, in companies, too much of stress. So laughter yoga is a very good exercise for people in the workplace, in business, in companies. Viene usato molto anche nelle aziende, dove il livello di stress lavorativo può essere molto forte, e per ridurre appunto lo stress che viene dal lavoro. Laughter yoga is now being introduced in psychiatric departments in hospitals for mental health. E viene introdotto anche nei reparti psichiatrici per aiutare la salute mentale. And also good for physically, mentally challenged people. Ed è molto d'aiuto anche per le persone disabili, mentali e fisiche. So I just want to do one exercise before. I want to share with you very special application of laughter yoga in education for school children and college students. E vi voglio mostrare un'applicazione molto speciale proprio nel campo dell'istruzione e dell'educazione per i bambini e i ragazzi. Just for 1 or 2 minutes, follow me. We'll do some laughter exercises. Then I will tell you the laughter yoga in education. Allora, facciamo solo questo esercizio per pochi minuti e poi vi dirò questa cosa rispetto all'istruzione, all'educazione. There are 4 steps of laughter yoga. One is clapping. We clap to stimulate your acupressure points on your fingers and palms. Allora, ci sono 4 passi nello yoga della risata. Il primo è battere le mani. Le mani si battono in maniera da stimolare quelli che sono i punti dell'agopuntura nelle nostre mani. Ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha,
ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Molto bene, molto bene. Bene, yeah. Second step is breathing and laughing. Il secondo passo è no, So you fill up your lungs. respirazione. You fill up your lungs with a lot of air. Inhale. E quindi bisogna riempire i polmoni con tantissima aria, così, facendo così con le braccia. E poi espirare, buttare fuori. Let's do some milkshake laughter. Adesso facciamo questa risata che viene chiamata del frullato di latte. O anche del cappuccino. In Italy we say cappuccino. Okay, let's mix it. Latte e caffè. Laughter is very good exercise for your mind. It cleans your mind. La risata è un ottimo esercizio per la mente perché pulisce la mente. So let's do mental floss. Take a little longer thread. Usiamo questo filo non interdentale ma intermentale. Mentale. And then okay, so you can even have some argument with someone and you can fight laughing. Si può anche discutere con qualcuno e allora fare questa risata, la risata della discussione. Ah. So we have a magic laughter. So this is called magic laughter. Questa è chiamata la risata magica. Molto bene, molto bene. Molto bene, yeah! One of my favorite laughter exercises is gradient laughter. You start laughing very slowly and gradually and increase the volume. Questa è la mia risata preferita, no? La risata in cui si inizia piano piano, no? Sottovoce, e poi si aumenta sempre di più il volume. Ok, stop. Molto bene, molto bene. Molto bene, yeah! So now let me talk about laughter yoga, very special application in education, in schools, colleges. Allora, adesso parliamo di questa speciale applicazione dello yoga della risata nel campo educativo. You must understand that whatever we are, first 7 years of life is very, very important. Whatever you learn in first 7 years of life, that will decide the rest of your life. All your mind is programmed in childhood. Dobbiamo tenere presente che i primi 7 anni della nostra vita sono i più importanti e quello che impariamo in questi 7 anni andrà poi a condizionare tutto il resto della nostra vita. If you want to change the nation, teach them young, teach them in schools. Whatever they learn in school,
if you want your country to be happy, teach in the schools how to be happy. Se vogliamo far progredire la nazione, no? Cominciando dalla scuola. Se vogliamo che il nostro paese, la nostra nazione sia felice, dobbiamo cominciare dalla scuola a insegnare ad essere felici. So I think we thought that laughter should be introduced in the schools. If children learn how to laugh, they will keep laughing the rest of their life. Quindi pensiamo che è molto importante introdurre la risata nella scuola. Se i bambini imparano a ridere, lo faranno per tutta la vita. I want to tell you that why we need laughter yoga in schools. E vi dirò perché abbiamo bisogno dello yoga della risata nelle scuole. First, these days, too much of academic pressure on children. Their books are too much. Teachers tell the children, study, and parents on the other side, they were pushing children to study. C'è molta pressione oggi sui bambini affinché imparino, hanno tantissimi libri, bambini e ragazzi imparino, hanno tantissimi libri, c'è pressione da parte degli insegnanti, da parte dei genitori. And this is causing too much stress at very young age. Questo causa molto stress in età molto giovane. And I think that laughter yoga, if introduced in all the schools, it should help children to get the pressure, the stress off. E credo che se lo yoga della risata venisse introdotto in tutte le scuole, questo aiuterebbe molto i bambini e i ragazzi proprio a ridurre, a mandare via questo stress. Second reason, children today, they are hooked to the technology, using their mobile phone, television, electronic gadgets. They are spending too much time on mobile phone, internet, and there is no time for them to physically play. Un altro fatto è che i bambini, i ragazzi di oggi passano troppo tempo su internet, computer, tablet, telefonino e così via, e non hanno abbastanza tempo per giocare fisicamente. Another reason that in schools, what we find that teachers have a very negative attitude towards laughter. If some children are laughing, we always tell them, stop this, don't laugh. Un'altra cosa che si nota nelle scuole è che gli insegnanti hanno proprio un atteggiamento negativo nei confronti della risata, che se un bambino ride gli si dice immediatamente di smettere. So in the name of discipline, they tell children don't laugh. This gives a very bad message to the children that laughter is not good. E quindi in nome della disciplina viene detto ai bambini di non ridere, e questo dà a loro un messaggio che, per cui la risata non è una cosa buona. So if we allow children to do laughter yoga, to laugh, that will give a very good message for children to grow up that laughter is good. Se invece si fa proprio la lezione di yoga della risata, questo dà un ottimo messaggio ai bambini che la risata è una cosa buona, che è bene ridere. Another reason we should introduce laughter yoga in schools is that laughing is a very good exercise, brings more oxygen to the brain, and food for the brain is oxygen. E un altro ottimo motivo per introdurre lo yoga della risata nelle scuole è il fatto che la risata, come abbiamo detto prima, offre maggiore ossigeno al cervello, e sappiamo che l'ossigeno è il combustibile del nostro cervello. Laughter exercises, if we introduced in schools, this will help children to develop their emotional intelligence. Grazie allo yoga della risata, i bambini, i ragazzi possono sviluppare la loro intelligenza emotiva. And success in life is not intelligence quotient, IQ. Success in life is emotional quotient.
il successo nella vita è stato dimostrato che non dipende dal nostro quoziente intellettivo, ma dipende dalla nostra intelligenza emotiva. And laughter exercises will also give children a lot of self-confidence. Gli esercizi poi della risata danno anche ai bambini e ai ragazzi maggior fiducia in se stessi. Laughter exercises will help children to become very good in public speaking, communication skills. E li aiuta anche nel parlare in pubblico e nell'abilità, nelle capacità comunicative. And also in sports, laughter exercises will improve their breathing capacity so the children can perform better in sports. I bambini e i ragazzi possono anche migliorare, avere delle performance maggiori nello sport, proprio grazie agli esercizi di respirazione. So I have many reasons to say that laughter yoga has to become a part of the curriculum in schools. Quindi ho tantissime ragioni per affermare che lo yoga della risata possa diventare parte del programma, del curriculum scolastico. In India, there are more than 100 schools who are doing laughter yoga every day with school children. In India ci sono più di 100 scuole che praticano lo yoga della risata ogni giorno. And we have some schools in Malaysia, in Singapore, in Canada, in US, some more countries. Now more and more countries are making laughter yoga as part of their curriculum. E abbiamo anche diverse scuole in Malesia, Singapore, in Canada, negli Stati Uniti. Sempre più scuole stanno adottando questa disciplina nel loro curriculum da programma scolastico. And I'm seeing that it is becoming popular in Italia also. Come ho visto, adesso anche in Italia viene praticato nella scuola. Unfortunately, we don't have much scientific data about how laughter yoga can help children, school children. Sfortunatamente non abbiamo sufficienti dati scientifici per dimostrare quanto benefico sia lo yoga della risata nei bambini nel periodo scolastico. And possibly it will happen very soon. Ma presto speriamo, man mano che queste ricerche si stanno sviluppando sempre di più, di averli. So I'll just summarize that the world is becoming very dangerous and we are almost sitting on the brink of Third World War. E per concludere, diciamo che questo mondo sta diventando sempre più pericoloso e siamo proprio alla soglia della terza guerra mondiale. We have gone through very difficult time with COVID for 2.5 to 3 years. It was very difficult time. E abbiamo avuto questo periodo veramente molto difficile che è durato quasi 3 anni del Covid. Laughter yoga can save the world. E quindi lo yoga della risata può salvare il mondo. We cannot change anybody outside, but we can change ourselves. Non possiamo cambiare gli altri intorno a noi, ma possiamo cambiare noi stessi. If we practice laughter every day, 10 to 15 minutes, it will fill our system with positive hormones. E se noi pratichiamo lo yoga della risata da 10 a 15 minuti ogni giorno, questo riempirà il nostro sistema, il nostro organismo di positività, di ormoni benefici. People are not happy, people are not healthy, people are falling sick. Le persone non sono felici, non sono in buona salute. And laughter yoga is the cheapest way, cost-effective way to be happy and to be healthy. E lo yoga della risata è la maniera più economica, a costo zero, per essere felici e in buona salute. And I believe that if more and more people start laughing all over the world, we can bring world peace through laughter. E io sono convinto che se sempre più persone ridono in tutto il mondo, possiamo portare la pace nel mondo. To finish my lecture today, let us end up
laughing for 1 minute for the world peace. E quindi per concludere questo mio intervento, ridiamo per 1 minuto per la pace nel mondo. So Tutti please, insieme. everybody who's watching this program, please put your hands up, everybody. Per cui, per favore, tutti quelli che stanno guardando questo programma, mettiamo le mani così. Take a long deep breath. E con un respiro bello lungo e profondo. And laugh for 1 minute for the world peace. E ridiamo 1 minuto per la pace nel mondo. Grazie mille. Ti amo. Namaste. Grazie infinite Madame Kataria e grazie infinite Giorgia Vigevano. Si è diffuso veramente la risata anche qui in studio, in platea. Infatti una domanda che qualcuno ci pone è perché la risata sia contagiosa. So the question is, why is laughter contagious? Okay. The frontal lobe of the brain, frontal part of the brain, has a very special neurons we call mirror neurons. And they were actually discovered by the neuroscientists from University of Parma in Italia. Allora, appunto, nel lobo centrale del nostro cervello ci sono dei neuroni chiamati neuroni specchio, che tra l'altro sono stati scoperti da uno scienziato italiano dell'Università di Parma. And because of these neurons, whatever other people are, we are copying and mimicking the emotions of other people. Grazie a questi neuroni specchio, noi copiamo e mimiamo le emozioni degli altri che noi vediamo. So even sadness is contagious. If you see anybody crying and sad, because of this mirror neurons, you are actually getting that sadness from other people. E anche la tristezza è contagiosa, perché se vediamo qualcuno triste o che piange, anche questo ovviamente si riflette su di noi. So if somebody smiles at you, you smile back. Mirror neurons. Se vediamo qualcuno che ci sorride, noi sorridiamo grazie ai neuroni specchio. So, and it's a very coincidental because we started Laughter Yoga in 1995, and these mirror neurons were also discovered in the University of Parma in 1995, same year. La coincidenza è che nello stesso anno, nel 1995, noi abbiamo iniziato lo yoga della risata e sono stati scoperti i neuroni specchio nell'Università di Parma. And this discovery is very, very important, which says that we are the product of environment, the kind of people you move with. If you are living with happy people, you will become happy. Mirror neurons. E questa scoperta ci dice che noi siamo il prodotto del nostro ambiente e delle persone con le quali viviamo. Se queste persone si comportano in questo modo, sorridono, ridono, questo ovviamente ci coinvolge. So if you want to be happy, don't do anything, just be with happy people. Quindi se volete essere felici, non fate niente, basta che stiate con delle persone felici. Dottor Kataria, forse lei non lo sa, ma c'è un'altra incredibile combinazione del caso, perché qui al nostro festival Educhiamoci, la prossima persona che intervisteremo proprio fra meno di un'ora sarà proprio Leonardo Fogassi, lo scienziato che ha contribuito a scoprire i neuroni specchio. This incredible coincidence that the next interview will be by
Leonardo Fugazzi, who is the actual inventor, discover of the mirror neurons. Oh, that's beautiful. That's a beautiful. Anche per noi. È Leggo, bellissimo, sono molto felice. leggo qualche commento che ci arriva dalle persone collegate. Una persona dice: che meraviglia, questa pratica è così semplice, difficile da trovare nella quotidianità, eppure a portata di tutti. So this practice is very easy, but unfortunately difficult to find in everyday life, but it's really for everybody. Everybody can access to it. That is why we created laughter yoga, so that everybody can laugh together easy. It becomes easy when you're laughing in a group with the other people. Sì, abbiamo creato proprio lo yoga della risata proprio perché è più facile trovarsi in gruppo per ridere. Poi ci sono alcune persone che dicono: è un argomento nuovo per me, è veramente interessante l'idea di poter ridere senza motivo, e quindi qualcuno chiede: ma come si fa a formarsi e quali sono i percorsi per entrare a far parte di questo club? So some people asked, it's something new for them, so they would like to know how to train themselves, to access a laughter club or train themselves to become a laughter leader. So I think first you have to experience laughter club. So either you can join the physical laughter club. There are so many laughter clubs, but nowadays, fortunately, we have online laughter club on Zoom. So you can first just experience laughter, then you will know that it's so easy. E la cosa migliore è appunto accedere a un club di yoga della risata, che può essere in presenza, ma adesso ce ne sono anche moltissimi online, e quindi fare questa esperienza e vedere quanto è facile, e poi si può continuare. And also you have to attend some workshops. You have to train yourself how to laugh for no reason. Poi anche magari partecipare a qualche seminario in modo da avere una formazione maggiore, da allenarsi, diciamo, a ridere senza motivo. And we have now thousands of trainers in Italia. Quindi abbiamo anche migliaia di formatori in Italia, no? Che sono chiamati leader e teacher di yoga della risata. Google yoga della risata. Andiamo in internet, yoga della risata, e vediamo cosa esce. Grazie mille. Alcune persone chiedono quale sia la relazione con lo yoga, perché si chiami yoga della risata. So the question is, why is it called laughter yoga? What is the relationship with yoga? Breathing is our life. Without breathing, we cannot live. Il respiro è la nostra vita, perché senza respiro non c'è vita. And why people fall sick? Because we are not breathing correctly. Because of stress, our breathing becomes small. We hold our breath. So there is not enough oxygen we are getting. E perché le persone si ammalano? Perché a causa dello stress il respiro si fa molto più corto, quindi non si inala, non si inspira sufficiente ossigeno, che ci dà la vita. The yoga part of laughter yoga is a combination of breathing exercise from yoga and laughter exercises, which actually brings more oxygen. Quindi praticamente lo yoga della risata è una combinazione tra gli esercizi di respiro dello yoga e gli esercizi della risata, che si combinano insieme. So when you're laughing, you are exhaling carbon dioxide, you get more oxygen, you feel more healthy. Quando ridiamo, noi buttiamo fuori, esaliamo e espiriamo l'anidride carbonica per poter immettere maggiore ossigeno e quindi per avere maggiore salute e vitalità. I'll show you one breathing exercise. Un esercizio di respiro. And put it behind your shoulders. Con le mani così, mettendole dietro le spalle. Respiro profondo. Un bel respiro profondo.
And like your hands like this. Poi le mani giunte, Breathe in, inhale, inspirare, and laugh. These are all yogic exercises with breathing and laughing. sono tutti esercizi di yoga che uniscono il respiro e la risata. Grazie. Un'ultima domanda, le chiediamo se può spiegarci che cos'è la meditazione dello yoga della risata, perché sappiamo che c'è un momento nelle sezioni di yoga della risata in cui dal far finta di ridere a un certo punto si comincia a ridere profondamente in maniera assolutamente spontanea e incontrollata. Ecco, questo è legato anche al nostro titolo dell'incontro, porta il tuo corpo a ridere e la tua mente lo seguirà. Ci può spiegare meglio questo momento della meditazione dello yoga della risata? So the question is about laughter meditation. What is laughter meditation? And, there is a time, there is a moment, there is a time, a step of the session where laughter. So there are two parts of laughter yoga. One is laughter exercises, where we move and look at each other. Deliberately we try to laugh. Quindi nella sessione c'è questa parte dedicata appunto agli esercizi della risata, come abbiamo visto, in cui si interagisce e si ride. And second part is laughter meditation, where we all sit together on the floor and just keep looking at each other and start laughing. E la seconda parte è la meditazione della risata, in cui ci si siede insieme, in cerchio, e ci si guarda gli uni con gli altri e si comincia a ridere. And with eye contact, laughter becomes contagious. So when laughter comes spontaneously, you don't have to make any effort to laugh. That is called laughter meditation. E quando c'è il contatto visivo e la risata appunto diventa spontanea, diventa risata senza motivo, senza sforzo, e allora questa viene chiamata la meditazione della risata. And it goes on and you can't stop laughing. It becomes, almost like hysterical, unstoppable. That's called E la laughter. risata non si ferma più perché uno aggancia l'altro, l'altro aggancia l'uno, insomma sembra non fermarsi mai. And it's all because of the group. When you're laughing and looking at each other, it goes on and on, unstoppable. Grazie al contatto visivo all'interno del gruppo, la risata continua, sembra quasi And che non si we non call si it fermi mai. meditation because when you're laughing, you are not thinking. So no thoughts in the mind, pure laughter. E la chiamiamo meditazione perché meditazione significa non pensare e quindi in quel momento si ride e basta e non si pensa a nulla. Grazie. Allora, adesso siamo in chiusura del nostro collegamento. Io chiedo a Laura Toffolo in 30 secondi di lanciare un messaggio a tutte le persone che ci seguono, in modo che possiamo chiudere con questo ultimo tuo invito magari a praticare lo yoga della risata. Laura, ci sei? Sì, assolutamente. Eccoci, quindi 30 secondi a te per un commento finale e poi salutiamo sì, i nostri ospiti. In linea completamente con quello che ha detto Madam, non so se avete notato alcune cose molto simili, fra cui un altro mondo è possibile, e allora veniteci a trovare nel nostro club online tutti i giorni, perché vi potete collegare gratuitamente e praticare alla risata. Questo. Club online. Grazie infinite, speriamo veramente che ci sia questo contagio reciproco tra la nostra esperienza del festival e quello che fate e che facciamo con lo yoga della risata. Veramente un grazie di cuore a tutti voi. Laura Toffolo, veramente Grazie, speriamo di grazie avere a voi. nuove occasioni di collaborazione. Un grazie sentito a Giorgia Vigevano in collegamento con noi da Grazie a Genova. voi, Grazie infinite. Madan Kataria e la sua consorte che ci salutano dall'India.
ringraziamo, grazie mille. Bene. Bye bye. Grazie dottore. Bye bye. Doctor. Non credo che non ci sia un modo migliore per concludere questo incontro di oggi che se no con una bella risata. Arrivederci ai prossimi appuntamenti. Molto bene. Grazie. Grazie veramente. Il Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazio di cuore per aver partecipato. Continuate a seguire le nostre dirette www.educhiamocivittorioveneto.it. A breve, come abbiamo annunciato anche in questo incontro, Leonardo Fogassi, uno degli scienziati italiani che hanno contribuito a scoprire proprio i neuroni specchio, insieme a Bernardo Couturier, il fondatore della pratica psicomotoria, alle 18:30. Invece poi trasmetteremo in diretta dal Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto alle 20:15 un dialogo fra Fabio Cinti e Guido Guerrera dal titolo La musica che cura, al quale seguirà un concerto appunto di Fabio Cinti. Bene, è stata veramente una gioia poterci connettere, direi, con tutto il mondo veramente su questo nostro tema della gioia, anche con l'inventore dello yoga della risata, Madan Kataria. Un caro saluto a tutti e continuate a seguire il nostro festival. Buon pomeriggio.